Fondo Solidarietà Veneto è sempre stato caratterizzato da una forte propensione all'innovazione e alla formazione e non è mancato questa mattina nel proseguire in questa tradizione. E abbiamo affrontato un tema molto complesso che è quello degli investimenti ESG, cioè investimenti che tengono conto di sostenibilità ambientale, governance dell'azienda e sostenibilità sociale. È un tema molto complesso perché ai dati che siamo già abituati ad analizzare quando facciamo un investimento, che è quello del profilo del rischio e del rendimento, che già sono complicati da gestire, richiedono sforzi considerevoli, se ne aggiungono altri, che sono proprio questi criteri di sostenibilità, che diversamente da quelli numerici hanno dei caratteri necessari di soggettività. Questo è uno dei motivi che rende un po' vischioso l'applicazione di questa metodologia agli investimenti dei fondi pensione. Però dicevo che noi abbiamo una caratteristica di innovatori, pensiamo che sia la strada corretta e quindi ci siamo presi l'impegno nel prossimo anno di approfondire questa tematica e trovare un percorso per spostare la mira dei nostri investimenti in questa direzione. Ma guardi, fondamentalmente una cosa che si è capito è che monitorare queste grandezze nel momento in cui si fanno degli investimenti permettono di gestire meglio il rischio. Il fondo pensione è per definizione un investitore che ha un orizzonte di medio e lungo termine e questi fattori caratteristici sono quelli che permettono alle aziende di saper anticipare i tempi, di mettersi nei grandi driver dell'innovazione, anche dei cambiamenti, dei megatrend come vengono chiamati, ed evitare dall'altro di correre dei rischi, ad esempio quelli di innovazione tecnologica piuttosto che di reputazione, che possono compromettere il valore di un investimento. Quindi è coerente con il nostro percorso di investitore a medio-lungo termine e c'è anche da dire che c'è anche un aspetto di seguire il mercato, perché sempre di più gli investitori, parlo dei millennials ma non solo, hanno dimostrato di avere una buona propensione a voler investire in investimenti che hanno anche questa caratteristica di sostenibilità intesa in senso lato. Quindi che non è filantropia, perché nessuno dice sono disposto a perdere i soldi pur di avere un investimento che ha queste caratteristiche. Però a determinate condizioni magari sono disposti a aspettare un pochino di più per avere i loro investimenti messi in investimenti che li fanno sentire maggiormente in linea col loro modo d'essere.